Ma cazzo dite, che forte stanno ancora cercando. Ma non importa, pure si muore, a mangiare io me ne voglio andare. Ma non ti preoccupare. Ma perché ti metti tanta paura? Dire che poi tutto si accorge. Ma che si accorge? Non ti preoccupare, che tutto si accorge. Non si acconcia niente. Signore. Che si imbrogliano sulle leghe. Guardate chi è venuto a trovarci. Hai visto? Chiama, chiama. Buongiorno sorella, Antonio Cravatta, servo vostro. Ma conosco. Io me ne importa proprio, vuole sicuro conoscere, è meglio che non lo conosca. Ha qualcosa da confessare. Sì, l'ha detto padre Libori in chiesa, confessatevi. Però io quella che tengo a dire è più facile dirla a una Simona che non si prevata. Dite. Dite un momento a capo. Ma stiamo cercando Suor Maria, E sapete che volevo? non lo so, però se non mi sbaglio, vuoi fare con confidente e Suor Pazienza. Madonna Maria, hai fattellata. Non ne voglio sapere. Non me ne importa a me. Vedi come vuoi? Questo è interessante, Andiamo a vedere come vuoi. che la discreta questa Che cosa. sacrificio, che sacrificio. Dite. Un momento, mi ha detto padre Libori che qui è arrivata una monaca nuova e è con lei che vado a parlare. Dice, chi di voi è Stor Grazia? È lui. Come lui? Ha sbagliato, scusate, vado a parlare. Ho capito. Ma che guardato una monaca non si guarda così tu sa. Che lo guarda. Mi sembrava di averti già visto, che vuoi da me? Perché di culo e bicchiere la vedi? Che vuoi vedere tu? 10 decimi. Dite. Sorella, io sono venuto a dire che tengono peso qua. Ah, ti dico peso. E quello è il buzzolino che è sordo. Datemi la fila. State zitta. Ma che sta dicendo? No, niente, andate avanti, state zitta. Fa bene, io tengo una taverna qua vicino. Non lo faccio come vandare, ma all'affare mi vanno pure, sordo, a palata, a Cruci, la taverna di Totonno. Voi dovete venirci a mangiare, sarete mio ospite, voi e pure voi, andate a mangiare. Già ci sono venuto una volta, sto passando tutto questi guardi. Allora? Allora, sorella, è da quando che mia moglie se n'è andata. Se n'è scappata. Oh, volesse uscire. È andato in cielo, è morto. Anche che ce n'è morta. E adesso starà nelle mani del Signore. Sì, sarà in mani del Signore. E quella la vita, sapete com'è? È come una rosa. Oggi gira e bene a te, e detto sangue. Domani gira e bene pure a te, e detto sangue per te. Ma state zitta. E allora? Sorella, io dopo tanto tempo mi volessi sposare da voi. Facete buono. Ma faccia pure, mica è così semplice. Perché? Perché quella redenda, così si chiama la signorina di cui io mi sono innamorato, è timida, è scurnosa. Ma è che sta signorina, lo sa che voi siete innamorati? Io gli ho fatto avere una lettera scritta da me medesimo dopo gli ho detto che me la voglio sposare. Però lei ha detto che prima di sposarmi vuole avere una parola di conforto e sono venuta a tu. Questo è giusto. Dicetemi una cosa voi, signor Scarpone. Cravatta! Vabbè, la cravatta o scarpone è sempre un monumento che vi mettete addosso. Ecco, voi come state? A puparuola. Perché? Vuole dire la mia consorella, vuole dire. Voi ecco come state a posizione. Ma mi c'è secco! Sì, ci azzecco. Perché se voi fate sapere a questa signorina scugnata senza riello. Sedenza! E te ne riende, e te. E che l'hai senza riello? Che ha rito senza riende? Senza riello. Sedenda! Allora ride senza che schifo. Allora, se facciamo sapere a questa signorina scugnata, no, che te ne riende che sulle gengive, te ne gengive. Se
noi ce la facciamo sapere. E quello capisce, si fa... La risata. No, quella risata, si fa una sua impressione e dice questo te ne sordo e me lo posso sposare. E mi sposo. Quello lì deve essere un matrimonio d'amore. Ma ti sei visto buono? Sorella a te, io poi ero sorella a te. Grazie. E mangiare zietta, stanno poco zitto. Diteglielo, stanno zitto. La solita, sta zitta. No, quello voleva dire, quello non tanto sapeva parlare, voleva dire, ma boh, se noi a questa signora ci diamo le garanzie, può darsi che quello si faccia C'è garanzie, spremete per poco. Le garanzie vengono. E quali sono? E quali sono queste garanzie? Una valigia piena di cambiali. E che le sortiene? Del campionato. E il cambiale sono a mio favore. E ci sa qualche qualche valigia pure per me. Vabbè, facciamo così, scatta zitta, facciamo così. Allora io e la mia consorella ci mettiamo d'accordo e prima come possiamo aggiustare la situazione. Vabbè. Ma ultimamente voi a dovenne. Noi poi vi chiamiamo e vi facciamo sapere, va bene? Però fate presto. Non vi preoccupate. Io non ce la faccio più. Ah. Voglio la mia redenta. Da dove stai? Non mi spingete, per favore, non mi buttate. Un momento. Fate presto. Suor Maria non mi aveva ricevuto niente. A te, diciamo la verità, non ha nascosto niente, dici così, che si va all'inferno. A te, diciamo la verità, dalle scuole non dicerebbe così che si va all'inferno con le palle di fuoco. No, sono salvazzini, tutti e due. Cosa veloce? In aggiunto, sa. Cosa veloce a me? Cosa veloce a me, marito? Tu con tutte le vie che tieni si può rimanere 13 cuscine e 14 matarazza! Ma come ti spiritosa! Si mani! Che sta giunto che mani, capito? Tu si manderà lontano che io sono ragionevole, ti saluto, sai! E io mi scassa sano, mi faccio guarda che passata qui? Non oso pensare. Suor Maria, ma tu ti devi stare attenta, quella è delicata. Quando la intuppate, subito vede le stelle. Subito vado in tuppare perché io vedo le stelle e mi faccio male assai. Sì, veramente. Le conto e vengo giù. Ecco qua, io ho capito tutte cose. Che succede? Tu si masco, la tua vita, Ma va bene. tu mi stai accendendo così? Hai capito che sono masco? Sì, si Ma masco. lo capo come mi Non lo so. sono malo. Ma Hai capito che sono masco? Io l'ho tutto casato. senti, è colpa tua, diciamo la verità. Ah, ieri mi stivo a faccio un po' doppio. E non c'ho la ringrazio tanto avere capito che sono un po' masco. Sì, è severo. E ti do gli attini come hai detto, ma boh, ma niente, ecco, sono masco. Tu non ci spiega che lei stupata, perché già sa giusto tutte cose, è colpa tua. Guarda che già fa! Chi lo va proprio se ne ha mangiato tutta donna e non una papata, ecco qua. Sono giudicato donne e tu dici grazie ma ha venuto a preso perché io non c'avevo più i denari, non tenevo i soldi, vai via fatti chiamare guardia. E io sono venuto qua e lei mi ha salvato. Io l'ho già salvato perché io povero cristiano l'ha fatto perché si muoveva fame, io l'ho già solo aiutata. Questo è tutto. Ma allora sei un tuffatore. E tu sei una povera caserata. Ma non signori, l'ho già fatto per aiutare, io non poche pare con Capito. Va bene, e mo se tu vuoi, cosa aiutare lui? Suor Maria,
Io saccio che tu a tua donna non sopporta tanto. Ma tu chi è? chiarisci che tiene in capo. Ma che io supporto a Bravo, donna? bravo, No, qualsiasi cosa vi facete contro Achille, io sto con voi, perché ho sapito, vi tengo la missione. È una missione. Bravo. È una missione con il popolo. Allora che non mi capita niente. Qua se ci scopre la madre Batizza, ci caccia fuori a tutto quanto e fornisce la zuzzanella. Ha ragione. Non incarichiamo Pechia. Proprio per questo mi preoccupo, poi che dobbiamo tu. Allora, visto che considerate la mozione, tu non ci sei proprio fatto. Ma come te ne sei accorto? Sapete, basta. Ah, perché prima si asceva fuori, ascevano i capelli. Esatto, hai capito, Ah. è normale, è Scusa. normale. Voi due venite con me che faccio la cura tutto con me. Fammi acconciare chista. Ecco, già ne fate mia, mi babbi in corso. Tu non ci fai passare anche qua. Ma fai Vai, faccio vai, Come va a sandare a sandare sta cosa qua? Che? Stanno formando in te pensieri. Questo sarà Peppino che è andato al mercato a ricomprare la roba per la madre Vanessa, né? E poi se ne scende dai panni. Vieni Peppino, vieni, fammi vedere cosa hai comprato. Vieni. Ah, non è Peppino! E ti ha trovata finalmente! Andate via veloce! Dopo tanto tempo nemmeno un abbraccio a Giovannino tu ci vuoi fare? Oh, sacrilegio! Sì, ma me lo va con una mano innanzi e una mano a rete. Cinera! Tu mi devi dare una spiegazione. Tanto me ne va a cai. Quando tu mi dici perché? Perché sei scomparso così improvvisamente lasciandomi in un mare di lacrime, di tristezza, di disperazione? Perché? Sono cose che non voglio ricordare, né? Non lo vuoi ricordare, no? E forse sarà perché... Ti mettevo paura di rimanere sotto a braccio impressionato per la mia bellezza, sì? Voi siete pazzo! Andate via! Via! Uscite! Sono pazzi, hai ragione, sono pazzetti. Sono pazzetti, Gine. State lontano da me! Oh, sangue per il pollo, se ne sa in te me. Oh, guarda, Ma state facendo, lei? mi sono comprato, capito? Povero Dechi! Esorata. Io sono Fruteco. Uè, tu togli a vedi perché io sono da me qua, non sta nata lì. Non mi pensi che c'è una cosa. Gine, ricordati, i sensei, un pazzo sta. Debra! Chiamacci sensei, Gine. Gine, no. Aspetta! I donne, Gine, capito? Gine, no. E ti conquisterò a te e tutta la Svizzera, ti! Oh, sono Gertrude! Vi sarò riconoscente per tutta la vita, né? Io prego, babbuio. Mamma mia, che paura! Ma non dite voi, vi chiamate Ginevra? Oh, sì, è il mio nome prima che mi chiamassi Sor Pazienza, né? Ah, ci capite, che lo vero, ci vuole la pazienza per sopportare uno con macchina. Ma veramente per frate, pure voi. Cosa? Non ho capito. Niente, andate a Vinzio. Ma vi fidate di me? Oh, sì, dopo quello che avete fatto. Facile buono, perciò ruotavi il studium che ti tengo a posto, oh giù, Non capisco. oh pesamente, oh viso, oh viso. Adesso ho capito. Ah, capito? E allora, so pace che la pazienza se ne va. E allora? È un giovinotto, si chiama Giovanni Scapece. Che sto sapendo? E quando ancora mi chiamavo Ginevra. Avete fatto un cucuzzella a scapecia? Avete fatto? Gloria! Non vi capisco. Avete fatto alleluia, alleluia! 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 Signore, no, ma avete fatto una suona di sigaretta? Ma come parlate? Ma non so pace, vado conosciuto biblicamente. A mossa. No, non avrei mai potuto, mai! No! Mai dire mai. Lo conobbi ad una festa e sì? fu subito molto gentile, e subito ci fidanzammo. Ma che non si vede che Achille ci stava qua? Oh, sì. Beh,
dici? Sor Gertrude, ma siete impazzita? No, che sta mi fa riflettere, avete capito? Che già fa la già puttana. Oh! Chi è? Dammi una anche a me! No, ma qui non lo fa male. E poi capo tu fuma solo. Dici. Per un po' andò tutto bene, né? Poi scoprì che aveva un vizio. Guarda. Quello delle donne. Era un gallo impenitente. Sua Gertrude, ma quali sono gli uomini che sono così? Adesso ho paura che ritorni. L'avete sentito? Ha detto che ritorna. Sua pace, ma come ti paura? Ci sono dei tacori bot. Non vi capisco, ma vi ringrazio. Prego. Che è una missione che hai te? Che hai te sta già fa? Io non voglio che scoppi uno scandalo con le mie consorelle. Non vi preoccupate, chi le si viene? Guarda, avrei con me, non vi preoccupate più. Poi da pochino volete fare? Sì? Da bene, poi la madre battista. Ah, sì. Tra stamattina un paio che tanto a poco. Anche io. E chi è noi? Ah. Guarda pure sta sigaretta. Chi? Guarda così. Oddio, uno solo? Ma quando dici, ma mi capito tu, una dozza, che se ne accorge? Così? Claudia. Vado. Vai. Oh, grazie ancora, Sor Gertrude. Bravo, compagni, dava la conoscenza con concuzione. Pace bene, sorella. Mamma mia, sta sempre qua. Pace bene, fratello. Ma mi sente una puzza di tabacco? No, state sbagliando. Qua l'unica puzza che c'è è quella del Cienza. Ah, vabbè, mi pareva tabacco. No, state sbagliando. Sorella, scusate, ma qui a quanto tempo state in questo convento? Da tanto tempo, forse troppo. E mo che facete? Ma coprire il refettorio e della cucina. Ah, e in passato che facete? In passato, dico, era più anziano Cardino, prima che veniva Biancarosa, io era badessa. Ah, quindi avete fatto pure la badessa. Io era badessa. Buongiorno madre. Capito? Qui, il giovanotto, si trova senza bussare. Il portone era aperto. Fratello, ma la casa del Signore è sempre aperta. Ah, facete trasi. Va, pica, amore. Sistema tutto. Va, sistema, amore. Va. Ma subito vai. Madre, allora che stiamo dicendo? Che stiamo dicendo? Che io che pressa, Pure non tengo che fare. Buon aiuto. Ma che si corre tutto quanto in questo convento? Oh, scusate. Ma voi dovete essere suor Pazienza. E voi, Don Donato, dalla chiesa di Don Liborio. Per servirvi, cara Quanto sorella. onore. Scusatemi l'ardire, ma di cosa vi occupate in questo convento? Oh, io mi occupo della pulizia delle celle delle mie consorelle, né? Quindi siete a conoscenza di parecchi segreti delle vostre consorelle? Oh, no, padre. Io non mi mischio negli affari privati delle mie consorelle. Allora siete voi che avete qualche segreto, non è vero? Io? Ho ragione? Io? Ho visto giusto? Oh, no, dovete comprare un paio di occhiali buoni. Dondò, voi vi intricate troppo dei fatti che non sono vostri. Ma perché? Ma si può sapere che cercate? Nulla che possa interessarvi. Boh. Brava, zi previta. Se non ha fornito, voi conto quanti capelli tenete in Ma capo. come stai facendo? Una minaccia? No, è una promessa. E voi, tu paziente, andate in camera vostra, prima che perdi la pazienza. Vi state nel campano in capo. Pure? E già anche un Dondò. brutto carattere. Don. E ora vado a fare un servizio. Torno subito. Mamma mia. Oh, ma che si fa qua? Il frate cercatore. Certo. Oh, buongiorno madre. Buongiorno. Come andiamo? Come andiamo? Presto. Pure voi.
A proposito, c'è sta la madre Badessa lì che sta cercando delle celle. Andate, Ah, veramente? guarda, dice una cosa importante. Allora c'è, vabbè, sai subito, vado subito. No, Vado subito. Va su. Muore subito, va. Come? No, mi cerca subito. Ah, sto andando. Mi vuole Vado subito. subito. Ma chi stai subito vada ora? Vai, vai. Ah, che pirinizza. Sta sempre finalmente se n'è andato. Basta, fa. Allora, Orso si è avviato a taverna e tu ci devi aiutare per quell'opera di bene. Sì. Sto fatto ma sa come ci imbrogliato. Mi piace. Pensa a quanta gente soffre per amore. Mi si strazia il cuore. Oggi celebriamo matrimonio Totonno e tu sarai la sposa. Tu, Simari, non stai buono, raga. Io faccio la sposa, impazziamo proprio. Giornali, io tengo il compito di non farti riconoscere e per questo devi essere una bella redenta. Ma cioè essere una bella redente. Io vabbè, ma io sono uomo, come posso essere bella? Rifletti, preferisci ammazzate Totonno? A me questa cosa mi mette paura. Mi mette paura. Avete capito? Non lo posso fare. Non ti preoccupare, ci mettiamo poco, almeno. Ma quanto poco? Vieni qua. Ma questa è la mia reputazione che va a finire proprio sotto ai piedi. Ma quando mai? E che già fa? Ma già buttare in tuo cascio? No! Ti metto il salessi, No, adesso no. Le vale la mia puticizia. Giornali, Pietro e ammazzate Totonno e sacrificali, no! Quanto mi ha già sacrificato? La vita dell'Alessio, Mai! Allora vi ammazzate Totonno! Mai, levami la presa preso, leva, fammi presa, ammazzate tua nonna, no, leva. Hai ritto Leva. Totonno? Dai, che da togli. Casita a chiazzo, rognolo! Wow, e che è cazzo, che succede? Piano. E per questo devi essere la bella redenta. E noi ti dobbiamo Sono leggiadra. Facciano, no, ti fa sta cosa. No, tu la fai per forza. Faccio proprio forza. Vai. Mi facciamo come capire, lei. No. Tanto una per non ci messi. Che ha fatto? Fidati di me. Io ti fido di te. Mi viene a così, lo vado a muccio in terra. Aspetta. Ecco qua. Ma chi lo macino? Se mi vede così, quello mi accino, capisce l'imbroglio e viene qua e mi struppa le macine mazzate. Quando mai stai tranquillo? Però, hai visto? Totonno, prima era via taverna, facevo sudate, il caporale, e chi l'è abituato a uccidere? Hai visto? Allora c'è ragione. Quello viene qua e mi accina di mazzate. Che faccio? Levo sto coso, che ne una donna si mi vede. È normale. Ma che è uscito poche? Si sono qua celebrando. Un mamma no, che celebrando che sta. Vedi. Sapete, allora sono capitato. Aiutatemi. Vieni con la mangiata, sto passando questi 4 anni. Tieni, un pizzo di stimelo. No, è meglio no. No, è come si fa? No. La sposa senza me. Ma a me mi piace le piette rosse, spito di ballone. Non è terribile. Ma vedete? Andresca, che lei? Un momento, viate presto, non ci mai fatta la pena. E ti abbarato. E noi se facendo la monaca, bella buona già fa la pena. Vai a essere versatile, Ma che versato? Oh, mamma, che è? Eccolo qua. Che sta pure in foto, ma non come ci posso fare? Non preoccupare. Come si pizza? A casa. Ah, si pizza a casa? Mamma no, camera, che brutta cosa. Che brutta, ma nuda, che mi bene, oh, vabbè, quando mai, che è? Che buono. Che stai facendo? Una sposa, una sposa così arrunzata. Ma fa una bella figura. Ma se no ti rivedi smuo, che scusa che così stai bene. Adesso che posso? Ma non ci vuole di più. No, ma deve essere gay. No, ma no. Sì. Allora metti poco a pielle prima. No, è lei. Ma di come si sposa, non ti hai mai visto? Ci vuole la coroncina. La coroncina. La coroncina ci
State sculà. Mamma mia, Ma che sono demoni che sono? Ma sei sicuro che sono demoni? Stai bellendo, faccio vedere come sta bellendo. Come sta bellendo, sta bellendo. Ma no! Che ti sto facendo? Non mi faccio guardare, non mi faccio guardare. Ma perché prima stiamo meglio? Ma prima ero sconsiglio. Ti deve capo. E scarpa. Pure scarpa. Certo, che faccio le scarpe? No, le scarpe no. Sì, le scarpe sì. No, no, le scarpe no. No, le scarpe sì. Come sai che passi trampolo Io qua? che passi e ti sento male. Ma io sei io mamma Ma qua. quando mai, sì. Mi vengono con i cognati. Ma quali cognati? Ma non molto che se tieni che mi tengo su, finiamo a stendere. Mi scamazzo, sanno sanno. Vedi che sta scarpa all'occhialetto. Tu? Ho già ristando, io me la nevi. Vieni a lavare solo tu. Mamma mia. Allora, aiutatemi. Visto? E mi sei impezzato. Aspetta, non la mano. Ma qualcosa pure tu. E mi mette le scarpe a buone, ma un po' bella così. No, è facile, ma ha sposato, ha sposato. No, ti deve. È andata a rete. Ma ti devo da una metro. Ti devo vedere. Vabbè, ma... Ieri ne ero uno solo, ma si sono fatto due. Ti sta mirando un po' che se levi tutto uguale. Non è uno per Mamma pumbe, che recca, mamma. Su. Oh, no, piano, se no... 1, 2, 3, vai. Oh, adesso che parlavo. Ma faccia parlare come parlavo prima. Certo. No, lei parla così. No, è che non se ne accorge. Fammi vedere. Stai bene, sta bene. Sta tutto bello. Un momento. Allora, mamma via da verde, ma raccomando, non ti facete scamare, c'è il trucco, tutti in mano sono io, ma raccomando, guarda a me. Ma che la camionata dei pubblici, cadete, che è? Le pubblici. Allora, mo però, la cammina come cammino non è femmina. Guarda a me, cosa fa? La femmina cammina così. Vieni. Che schifo è femmina. Vieni qua, cammini come le femmine, In un momento mi viene da vomitare. Mamma mia. Capito? C'è qua. Dammi la mano. È uno e tu. Ci veniamo da primare. Belli, cammini. Io non si cosa, io a capo. Ma però, Mamma mia, che ci sto andando a scappare? che vuoi che mi faccia? Scusate, ma voi che me la hit che mi stavo cercando? È stata Suor Maria. E stiamo su esso quando ve la hit? No, stiamo insieme a quella cosa strana, con su dei ride, non si Che capisce io stavo quando ci stavano facendo. Madre, Padre, io vi devo dire che qua sto vedendo parecchie cose che non vanno. padre, qua tutto non va. E va già a dicere pure una cosa. Ho dei sospetti su una vostra consorella. Una sola, e allora siamo fortunate. Scusate, e quali sospetti? E poi chi sarebbe? Io credo che Suor Orsola nasconde qualche segreto insieme a Suor Pazienza. Io sapevo, sempre essa, la monaca e Monza, che il tiene un serpentante in tuo manicomio. E credo che nascondono qualcosa di losco. Don Donavu, e sto losco? Io non l'ho trovata sto losco, ma da dire chi è? Contrabbando. Contrabbando! E picciò non ci sta mai niente in da dispensa, che la borsa nera fa, ora che è morte fa amore, guardate qua, guardate, ma ci fate seccare, Ma avete capito, contrabbando sì, ma di sigarette. Sigarette! Sigarette! Scriverò direttamente al vescovo! Anzi, andrò direttamente dal vescovo in persona. Gli devo dire tutto. Le sigarette contrabbando a Bozzanero. Mamma mia. Ma no, non potremmo dicere ancora niente. E perché? È perché a matura primaria fu zitto e poi potremmo accusare. E avete ragione, senza le prove, come facciamo a incastrare chi si cae? Ma ci pensi? Non ti preoccupare. Madre Vanessa, venite a controllare la spesa.
Becchi, sì, vengo, for pazienza. Facete con me, facete una cosa, venite con me e chiami in Dani Spezzo, venimmo pure un loco, non si può mai sapere. Andiamo a partere, andiamo. Trasita. Aspettate. Venite, potete entrare. Andiamo. Sorella, ma voi siete sicuri che sta cosa si può fare? Ma voi vi fidate in amore? Insomma, e mi fido. E facete pure. Vi ho detto che si faceva e si farà, non vi preoccupate. Ma mettete per capo, assettate per qua, così, piano, e non vi muovete. Voi vi ricordate che da fa? E aspettate a me, non vi muovete. Eccoci qua. È arrivata per ragionare, Ma allora, ovvero si fa sto matrimonio? Scusate, ma io ve l'avevo promesso, che dica a questa lì. Vedete, vieni qua, fammi guardare. No, che fate? Guardate la sposa prima del matrimonio. E perché non si può? No, poi sfortuna e poi peccato. Adesso pure il tuo sangue. No, non la guardo. Dopo, tenete tutto il tempo che volete voi. Eccoci qua. Questo è Don Ribotto. È un prete che viene da molto lontano e ha consentito a celebrare le nozze tra di voi. Ecco. Questa è la sposa. Puoi fare un po' sexy? È la signorina Redenda e gli abbiamo detto che è molto scorlosa e che voi la volete sposare. Ed è per questo che ora ci regalate un tanto. E io sapevo. E come si dice? Senza denaro. non si cantano messe. Ecco, Ecco qua, chiama pure. Ecco qua. Potete procedere. No, momento. Dite. La signorina Redenda mi diceva se avete portato il pegno d'amore. Voi l'avete portato? E certo che l'ho portata. E mica sono scemo. Signorina Redenda, la portate? Bravo, sì, bravo. Va bene, procediamo. Piano. Sedute. In piedi. Vai fa forza, sì. La caccia in maraviglia. Ma non vai. Ma vai in piedi. Uno in piedi. Che ha riso che sto con coppa di scarpa, ma già sto con poco. Ma signore, con due piedi. Con due piedi in piedi. Allora, silenzio. Dunque. Sia sorelle e fratello. Siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio tra Antonio Cravatta e Redenda Giacca. Hanno imparato vestito. Dunque, se tu, Antonio, sei qui per sé. Asacci perché sono aiutato a scuola. 6 per 6 per 36. Che bella voce, mamma mia. Dove fai? Buona pacchetella. Se sei qui per lei. Ne ho sbagliato tutte cose. Buona pacchetella. Avevo letto queste. Te metti nel lento. E allora, se tu, Antonio, sei qui per lei, è perché tu l'ami. Sì. Ecco. E tu, Redenda, sei venuto qua senza costipazione? Ya, teneva costipazione, perciò sto mangiando la mela. È morto Redenda. Perché ho spirato. Costrizione. Ci ho letto E costipazione. manca il niente di finita. Mamma mia.
Dunque. E allora, vuoi tu, redenda, prendere come sposo il qui presente come consorte con tutta la casciaforte? E tu, Antonio, vuoi tu prendere... L'uomo! Un momento! Guardate un attimo, qua ci sta una cosa da filmare. Ma come? Non vi fidate di nessuno? No! Questo è il contratto di matrimonio. Ma voi avete di sposati o no? A voi! E allora dovete firmare. Sì, mi fido! Aspettate, fidatevi! Ma che si tocca? Che mosche! Ha firmato. I moschi sono grossi, caso grosso. Andiamo avanti. Allora, e vuoi tu, Antonio, prendere la qui presente redenda? Se quel che trovi non ti spaventa. Ma voglio! E allora, io vi dichiaro marito e così sia. Bravo. Si viene con pulito. Redenda mia! Cacciatino! Fatti guardare! Fatti baciare! No, non lo facciamo adesso, facciamolo dopodomani. Ah, non stai fatto cosa? Fatti guardare! Facciamo cucù, sentete. Sì! Cucù! Sentete. Sanguisuga! E chi? Come protettorello su no? E questo chi è? Dove sta Rete? Redendo? A chi sa stare dentro? Noi sappiamo solo che si trova dentro. Che la generale concorrenza è che ha zuccato sangue la gente, ecco qua. Mi faccio un'aria disturbata, datemi i soldi! I soldi, ma quali soldi? Noi con quella maneggiamo con parte guardie e sai quando le galere che tu fai? E non ti preoccupare di tornare a casa tua, perché tu mo hai lasciato tutti i figli tuoi e a Rosina. Che faccio un'aria disturbata, non fornisce qua, datemi i soldi! No, mi te do i soldi. E di mano, via da nave che parte per l'America. Ecco, non ci torna più, va. Un momento, non data! Un fratello, sì, Faccio un'aria disturbata! Sapete chi è Antonio Travaglio? Chi è stato Sono una spognaracqua. Avete visto? Con la forza della fede si ottiene tutto. Ma poco che si può prendere i figli su cravattino, come facciamo? Ci pensiamo con questo? Con quella? Sì, con questa cosa. Allora, tornando facendo qualcosa, facciamo qualcosa con me. Perché tengo i pullici in casa. Avete visto? Con la forza dell'amore si ottiene tutto. Ma con questa valigia, guardatemi quanta gente l'uomo avete voi aiutando. Aiutate, ma ancora pure a me la girita, perché tengo un pollice che sta maniera, se lo volete, lo mettete dentro il giardino, lo crescete e che devo fare? Guarda, devo fare. Guarda, mi sta vesta la coda. Signore, ma che lui pure c'ha quella chista. Piano piano però. E noi intanto restituiamo a tutti le cambiali. Sì. E poi essere caso riconoscente e c'erano una mano a cui da sto convento. E questo non lo sappiamo se succede. Però intanto andiamo in la cucina a festeggiare. Andiamo. Giovanò, ma tu sei Peppino? In persona, dite? E fammi sapere una cosa, tu vai sempre girando attorno al suo convento, ma come va? Come mai, non sapete, porta la frutta. Ma per caso tiene qualche parente in questo convento? Parenti, no, io conosco il Monaco e basta. Sì. E senti qua, fammi vedere un po' che porti è buono, capito? La solita frutta, va gitta? Ma vedere. La solita frutta. La solita frutta, la solita manestra di sigaretta. Vi prego, non mi fate arrestare. E tu vieni qua dentro e vieni a buttare furtiva e tieni pure i complici scommesse. No, ma zitto, non conosco a nessuno. Già fa fare 10 anni galera, 10 anni sono poco, già fa 20 galera, non ti faccia scicchiù. Correte, ero in preghiera con la madre Badessa e si è accasciata. Sorella, ma ti fatto io con
contrabbandista. Hai visto come si dispiace? Guarda come chiagno. Gianni, non conosci proprio. Perché? Che te la dicero? Sapevo tutto quanto che non poteva fare a madre Badessa, che dicevi che facesse mangiare a capello porco sana sana. Ah, boh, ma che ci azzecchiamo, che ne so cosa casa dicono, però. No, che la Badessa mangiava pure a te, Ma babbo mio, però, ma portiamo un po' che rispetti, ah. E che c'entri? Che lei nostro che ci fatta? Perché tu non ne hai detto niente? Io volevo veramente bene a madre Badessa, no come a te, che li stava andando a pittavarretta. Io pittavarretta? Lo sapevo tutto quanto che non potevi sopportare. E poi mia mamma, perché tu non hai detto mai niente? Pure tu eri tra quella vecchia zallata, tu sai. E basta mo! E parlate se! Suor pazienza, perdonateci. Con sorelle un po' di contegno e portiamo rispetto a sorella morte, ne? Avrà ragione. Mettiamoci in preghiera. Sì, preghiamo. Madre Badessa, quando eravate in vita abbiamo tanto parlato male di voi, tutte quante. Ma adesso che siete morta, raccomandiamo la vostra anima al Signore. Amen. E che male capa. Ma voi siete viva? Perché? Non si vede. Forse ti dispiace. Madonna mia, ma allora è un caso di morte appilata. Apparente, ignorante, apparente, quale appilata? Il Signore ha ascoltato subito le nostre preghiere. Ma allora avete sentito quello che ho detto di voi? Certo, si va nasconuto al loco di rete, ha sentito tutte cose. Ma non solo quelle che hai detto tu. Un sanguinaccio! E chi è? O produttore ne Burcio? Marzano! O produttore Cumarò? Da fornuti per dumare, sì. Ma ti fatto venire fame. Guardate qua, guardate come sto sciupata. Non è vero, consorelle? Sì, madre Badessa! Allora andiamo in cucina, che mi volessi mangiare con cose leggere. Che dicite? 2 tracchiolelle vanno buone? Sì, madre Badessa! Brave, allora andiamo. Sembra per mezzatura. Guardate che sta rumena, si è addormuto. Toto! Toto, mi rammere a chi su mangiapane a tradimento. Si è addormuto. Tu stai con, t'ha già trovato. Sì. Adesso c'è. Guarda, guarda. Ah, Badessa! Posso stato come stai, ma quella madre Badessa. Allora magari si dà a Badessa voi. E voi che siete? Chi sono? Totono. Magna. Ma tu non vai in America? Io vado in America, va. Andiamo cammino, va. Ma si conosce, ma Ma che stai dicendo? Dammi i soldi, se non stasera vai per la ricca.
Ma che stai dicendo? Sono Orsola, sei... Sì, sono Orsola, tu. Facciamo, sai che sei? Era un suono allora, era tutto un suono, ci andare via io dopo tu. Era un sogno. Ma allora non siete monache voi? No. Dicevi, come potete fare il monaco voi? Le monache sono le spose del Signore, fanno le opere pie, fanno le preghiere, sono sante, sono delle sante, e voi tutti tenete perché qualche cosa delle monache, zero monaco voi, zero monache. Ma tu che c'eri, sei andato all'addiato, fammi capire, che non sto capendo niente, non sto capendo niente. E tu, voglio papà. Che faccio papà? Badessa. Adamo tu questa badessa, io sono la moglie tua donna. Ah, sì, da moglie? Da locante. In da locante? E in dove sono io invece, io mi stavo sposando con chi sai, Tu ti stai sposando con marito, ma... no. Sì, era quella senza niente. Era senza niente. Poi facetemi grazie, facetemi perdonare il marito vostro. Va buone. Oggi faccio carriere. Totò, è chiaro, lascia stare. Calma. Allora per carità, ya. Facetemi sta grazie. E vabbè, però ti devo guadagnare un magnano. Ma dai un squattro, per una settimana ti ho squattro mio. No, io non faccio più squattro, io faccio pittore, faccio stupendo, faccio... Te ne perdono, ma ringrazia la moglie. Posso fare un cuoco. Ma chiappa. Ringrazione, vi ringrazio. Ringrazio. Grazie tante, grazie a Sta, grazie. Uè, chiaro va? Ci ha pensato a tu dici grazie a te. Ma non ti stai scordando di qualcosa, no? Hai ragione, caro pubblico, quando nella vita succede qualche cosa, bella o brutta che essa sia, noi cerchiamo sempre un braccio, ci danno questi cotti per capire se si stiamo rompendo o si stiamo uscendo, se è suono o è fantasia, perché nella vita le cose belle possono diventare brutte e cose brutte possono diventare belle, e belle restano belle e brutte restano brutte, insomma la vita è un suono, la rosa sta sempre sciatata, sì, e nulla è come appare. Ma tutto può essere il contrario di tutto. E si va fatto sul naso. Mi cercammo scusa. Ma si va fatto ridere. Ci fa piacere assai. Bravo. Che sta farsa non si capisce se è frutto di pazzia o è fantasia. Io pure assai contento se ogni tanto... La fantasia ci fa sul naso. Sì, vabbè, e mo? Papì, e mo dobbiamo ringraziare questo amabilissimo e rispettabilissimo pubblico dicendoci se vi siamo piaciuti, tornateci a trovare. A dove sta semplicità questa paura a dormire con mano suona che non sa più volare perché non te ne forza chi sta amore con mano suona che è arrivato fino a Dio perché sta vita sai con mano suona che t'accetta di notte